che il vincitore vive il proprio sogno e il vinto vive il sogno altrui. Ebbene, io proprio da questa frase della Weil vorrei iniziare per dire che noi donne abbiamo sempre vissuto il sogno maschile, il sogno degli uomini, che che è il vincitore di fatto delle società patricentriche, ed è tutt'oggi, nonostante l'ingresso delle donne e l'emancipazione femminile abbia avuto sicuramente un'evoluzione positiva per le donne, tuttavia le guerre esistono, e questo è un dato dal quale non penso che nessuno possa dire che gli eserciti sono composti per lo più da uomini, e che assassini, torture, quanto di più aberrante, anzi nell'ambito di quello che noi definiamo orrore e che la Adriana Cavarero ha definito orrorismo, ecco, per dire, è praticato per lo più dal maschio umano. Allora, nel dover vivere il sogno maschile, noi donne, ecco, ci siamo sentite molto spesso vincitrici anche noi, e invece non soltanto abbiamo perso qualcosa in questo sogno, perché non è stato poi il sogno veramente del vincitore, tant'è vero che Angela Giuffrida in questo testo cita autori quali Vianello, per esempio, che ammettono che il loro sogno non è stato quello che dovrebbe essere e che va a danno dell'umanità. Allora, a che punto siamo? Siamo a un punto di svolta, io credo, sicuramente epocale, e il pensiero femminile ha tenuto conto sempre di questa dipendenza, della questione della dipendenza, e a cominciare appunto dalla necessità di doversi sganciare dalla dipendenza per costruire un pensiero autonomo, per poter pensare con la propria testa e avere e quindi essere coscienti di essere parte di una umanità che sta andando in una determinata direzione. Quella che noi chiamiamo storia, in effetti, che cos'è questa storia? Allora, la riflessione, io la rimando, io credo che appunto la storia sia coscienza, di essere coscienti di far parte della storia. Allora, ecco che questa coscienza tutta femminile, che poi ha avuto le varie fasi storiche del femminismo, attraversato fasi storiche del femminismo che io da 30 anni seguo, da quando avevo 18 anni, e pare proprio che sia andata nel senso della decostruzione di quello, no? Abbiamo voluto piuttosto tendere a decostruire tutto quello che le società patricentriche hanno costruito, però non sono state poi la cultura della differenza, per lo più le riflessioni da parte di autorevoli donne pensatrici e filosofe non hanno poi prodotto, usiamo così, un pensiero costruttivo che possa essere, dare vigore e dare fondamento ad un agire politico, sociale, che sia veramente che incida veramente sulle società non solo occidentali, ma io direi proprio a livello mondiale, dato che oggi parliamo di globalizzazione. Il fatto che questa coscienza storica, questo telos di cui parlava proprio Agnes Heller, sia il telos che non è l'obiettivo, lo scopo particolare, ma piuttosto, dice Agnes Heller, la scelta del proprio destino. Ecco, qual è? Deve essere il destino dell'umanità. Ebbene, questo attraversare la storia senza coscienza fa parte ancora dell'essere nostro nelle società anche post-industriali. Molte donne, anzi stesse, non hanno fatto frutto nemmeno dell'autocoscienza prima del femminismo, tantomeno oggi si ritrovano a volte ancora più schiave, irretite dal pensiero maschile. Io non so voi, ma se io sento parlare molte donne che sono in politica, anche se i dati
sono veramente raccapriccianti, almeno in Italia. La rappresentanza femminile, pensate appunto, ripeto, pur rafforzata, dobbiamo dire, nell'ultima legislatura, con delle caratteristiche veramente uniche, si può dire, di donne che hanno fatto molto parlare, ecco. Però diciamo che la Camera dei Deputati soltanto il 17,1 degli eletti, il rapporto è delle donne del 17,1 degli eletti, mentre al Senato è del 14% dell'Assemblea del Senato, quindi non raggiungiamo neanche il 20%. Eppure la popolazione femminile è molto superiore a quella maschile. Ecco, allora io dico, questa scelta, come si pone la scelta di una donna all'interno di una società dove prevale il pensiero maschile? Io mi sono chiesta che fare, ecco questo è il punto, che fare? Nel libro di Angela io ho trovato delle risposte finalmente, devo dire che ho trovato delle riflessioni illuminanti che mi hanno portata ad avere conferma di quello che io sentivo, in quella che appunto definisco il sentire come base e come fondamento della conoscenza, non tanto la filosofia come essere del pensiero e affermazione di un pensiero, ma di affermazione di un sentire che io avverto fortemente e che cerco di diffondere come idea, al di là di quella che è la storia del pensiero filosofico che si insegna nelle scuole, ma un sentire che sia capace di ravvivare il pensiero filosofico. Ora noi qui leggiamo un saggio di filosofia ed è un saggio anche etico-epistemologico, se vogliamo, uno di quei libri di epistemologia che adesso difficilmente si trovano, perché c'è stata una specie di divisione, di frammentazione nell'ambito della filosofia della scienza, per cui non ci si ritrova più a fare un discorso di pari passo, come diceva prima l'editore, le citazioni, confutazioni precise, puntuali, che portano ad un discorso che voglia tendere a far comprendere meglio la realtà nella sua verità scientifica, appunto, e storica. Allora questa risposta che ho trovato nel saggio di Angela Giuffrida mi sembra che vada addirittura oltre, che superi, e anche, pur essendo anche erede del pensiero di Simone Weil, per esempio. In che modo? E di Agnes Heller oggi, quindi parlo di una filosofa vissuta, morta nel 45, vero? È un'altra che è vivente. Ecco, io ho scritto anche una recensione su questo e ho detto che secondo me il pensiero di Giuffrida va oltre sia quello della Weil, pur ereditando elementi. Uno degli elementi importanti che ho rintracciato in quello del rapporto appunto con la Weil e ereditato forse dalla Weil è quello che riguarda la capacità, l'importanza, vero, che si ascrive al lavoro di cura, per esempio, della donna, dell'istruzione, della creatività, quelle che la Weil chiamava le 3 creazioni. Queste 3 attività fanno sì che gli esseri umani si prendano cura della propria esistenza morale, che ricreino l'universo, che siano anche, come si può dire, esseri in rapporto con gli altri esseri, per fare in modo che non esistano minori, che non esistano sottomessi, no? Guardandoli tutti con un occhio veramente paritario, veramente egualitario. E poi ancora questo unicum inscindibile che la donna riesce a vedere per questa sua mente appunto empatica, non le dicotomie di tipo morale e tanti altri aspetti che hanno a che vedere con quello che è l'atteggiamento proprio che noi donne sentiamo e avvertiamo. Angela le confronta, le mette anche a confronto con
gli aspetti, come possiamo dire, minimi interni, non evidenti, anche quelli molto eclatanti delle dichiarazioni dei filosofi o di scrittori attuali. Ecco, uno di questi della creatività, io vorrei leggere un passo per dimostrare come uno dei punti, forse di quelli più pregnanti, ecco, tiene conto di questo atto creativo, che mentre per l'uomo è riproduzione, semplice riproduzione, cioè la donna che riproduce ha questo compito che sembra addirittura un destino immutabile della donna. Invece non c'è niente di immutabile, dice Angela, nell'atto creativo, perché la procreazione, ecco, lo dice stesso la parola, è quanto invece di più complesso e di più vario che possa esistere. E infatti non si può assimilare, dice, l'organismo femminile ad una fotocopiatrice, addetta alla duplicazione di un originale in una o più copie, perché si deve alla sua azione creativa se il corpo umano lascia ammirati e stupiti per la sua perfezione. Non solo, è sempre la creatività femminile legata al corpo che alimenta ragione e spirito. Lo stesso lavoro di cura non si può riassumere in atti ripetitivi e meccanici, in quanto ha bisogno di una capace e profonda intelligenza. Non si tratta perciò di fare una distinzione manichea fra bene e male, ma di riconoscere onestamente che la parzialità della mente maschile ostacola l'evoluzione della specie e la sta spingendo verso un punto di non ritorno. Ecco, questo è talmente vero che poi quando, proprio in queste circostanze, in questo momento storico, quando gli uomini si accorgono di aver fatto male, a chi ricorrono? A qualcuno che non abbia, ad un arbitro quasi, a un governo tecnico, a qualcuno che riesca a mettere a posto le cose perché in modo tale, vero, che non abbia tendenze parziali, cioè essi stessi riconoscono di dover cedere a qualcuno che ha in qualche modo possa adottare una forma di imparzialità per poter correggere gli errori. Ebbene, questa imparzialità, mi viene spontaneo dire, quando Simone Weil diceva i partiti cosa devono fare? Devono semplicemente fare da mediatori, non devono prendere le parti di questo o di quell'altro, il partito deve fare da mediatore, a questo serve. Invece le ideologie e tutte le altre storture, possiamo dire, della convivenza civile sono proprio appunto di questa mente maschile che non sa vedere oltre. Allora io concludo dicendo che il punto di vista femminile di cui parla Angela Giuffrida non è il punto di vista che deve andare al potere, guidare, che deve essere allo stesso modo, deve porsi su un piano di conquista del potere, cioè mai di dominio, ma il punto di vista femminile, in quanto razionalmente orientato alla sopravvivenza della specie, è ascrivibile appunto entro la categoria dell'universale e da qui può essere adottato quale scelta dell'esistente. Questo è il punto, il punto di incontro che a me piace e che induce gli uomini a prendere atto di questo e quindi a rivedere le proprie posizioni e a fare un passo indietro e a cercare di lavorare nella direzione nella quale l'ente chiede l'azione, chiede l'agire. Quindi la cura, l'educazione, la creatività sono soltanto tre dei principali aspetti che dovrebbero essere adottati nelle società dove quando si vuole realizzare il bene. Ecco, io adesso passo il microfono al professor Goisis e poi ci sarà una lettura, vero, di Angela. Grazie.
siamo sicuri che sia migliore? Questo non si sa. Dunque, comincio anch'io con qualche piccolo ricordo e dunque con la possibilità appunto che avevo avuto a Verona nell'ambito di quegli incontri che sono stati ricordati ora dalla professoressa Anna Pacifico e subito ho avuto l'impressione dall'intervento che ho sentito di Angela Giuffrida che fosse in gioco qualcosa di molto importante, esposto anche in modo vivace e interessante. Ricordo questo intervento proprio per la sua brevità mi colpì perché anche conteneva una carica nel senso positivo, indubbia, di provocazione. E quindi un pensiero che ti scuote, un pensiero che non ti lascia indifferente. Ecco, quindi c'è materia anche di riflessione per un editore che, oltre a tutte le relazioni che giustamente ha svolto, dovrebbe e deve andare alla ricerca, e qui ci ha azzeccato perfettamente, i libri che non ripetono il già detto, ma che in qualche modo pongono dei problemi alla radice, possiamo dire. E questo interesse è anche nella scelta del tema, perché sullo sfondo c'è questo tema di acutissima e drammatica attualità della guerra, le cui immagini ci rincorrono ogni giorno, sono immagini spesso truci, miserabili, straordinariamente tragiche, di sofferenza, con anche il corteo di violenze, di torture. Ecco, non basta dire in un'età post-eroica come la nostra, le torture sono un fatto imprevedibile. Quando c'è la guerra, in questo clima si sviluppano, purtroppo, abbastanza necessariamente fenomeni gravi come uno strascico terribile che ci si lascia dietro. E quindi non giova dire non lo sapevo, è anche ipocrita questo, scandalizzarsi, perché succede così. Le guerre hanno in breve la capacità di tirar fuori da noi tutta la parte peggiore. Direi qui adesso prescindiamo dal genere, diciamo dalla creatura umana, dall'essere umano, tutto quanto c'è di più tutto ciò che un incivilimento un poco alla volta ha cercato di collocare sullo sfondo, ma c'è invece una riemersione veemente, forte, violenta di questo aspetto. Pensate alla situazione del mondo, pensate a come la pace sia turbata in moltissimi versanti, ad esempio nel Medio Oriente, e come per alcuni segni si possono anche prevedere delle situazioni ancora più gravi. Io ho colto negli interventi precedenti la parola non ritorno, che ha il suono di un rintocco e di un avvertimento molto serio per l'umanità di questo pianeta. La possibilità di un'autodistruzione del mondo purtroppo è concretissima oggi per vari fattori. Non dobbiamo nascondercelo questo, non dobbiamo. Ma qui c'è un'altra questione che si connette alla prima, andare a vedere se nella razionalità femminile vi possa essere in germe un'impostazione diversa, che ci porti fuori da questo specie di vicolo cieco che distribuisce a piene mani tanta sofferenza e tanto corteo di lutti, di morte, eccetera. L'editore ha detto una cosa molto giusta, presentando in realtà questa razionalità femminile è meno affetta dalla tabe dello schematismo, cioè di un principio che abusa dell'astrazione, ed è invece una visione più profondamente empatica. Allora, prima di tutto c'è una diagnosi in questo libro che mi permetto di sottolineare è molto importante e sulla quale tutti dovrebbero riflettere. C'è un pensiero della guerra che l'autrice cerca di circoscrivere, di chiarire, di illustrare
cioè un pensiero che prepara, propizia, legittima la guerra in tutto il suo sviluppo, in tutte le sue sequenze. C'è un capitoletto molto efficace dedicato alla bellezza della guerra, bellezza così spesso proclamata e bellezza che invece è così difficile da rinvenire veramente. Si pensino alle pagine dello scrittore asiaghese Rigoni Stern, il quale in un testo meraviglioso che consiglio a tutti gli amici, L'anno della vittoria, mostra nelle parole di un vecchio, quei vecchi sapienti che sono nutriti di esperienza, dice: la guerra non è pasta asciutta, la guerra non è polenta, troppe vedove, troppi orfani. Quindi poche parole, delle parole semplici, delle parole nude, spoglie. E il poeta Andrea Zanzotto, morto da poco, aveva delle poesie proprio negli ultimi anni dedicate a questo tema della guerra straordinarie, che richiamano quelle di Ungaretti. Ungaretti, per la verità, voleva mostrare come nelle trincee del Casso una scintilla, un crogiolo di umanità, di fraternità si poteva anche creare, ma perché noi uomini ci adattiamo a qualsiasi circostanza. Però la guerra, come lui la descrive, scabra, aspra, affondata nella melma delle trincee, eccetera, è una cosa terribile, e quindi mette a nudo l'anima. E quindi Ungaretti, che magari personalmente voleva riscattare la guerra, invece da poeta che aderisce alla sua materia ne mostra la vanità e soprattutto la durezza, una durezza più della pietra del Casso. È vero quello che dice l'autrice, c'è un pensiero della guerra, ed è un pensiero della guerra che sistematicamente ammutolisce l'altro, lo zittisce, lo spegne. Questo me l'ha detto un giovane africano, un pensatore africano. C'è stato un convegno molto interessante anni fa a Venezia con i pensatori dell'Africa, e questo mi diceva: vedete, la vostra filosofia, ci aveva ascoltato attentamente, non era stato molto contento di noi, di quello che aveva sentito. I vostri pensieri avanzano ordinati come i vostri carri armati, come i vostri blindati. E vedevo un'analogia, intuivo un'analogia tra questo modo corazzato di procedere, blindato, concatenato logicamente in tutti i suoi aspetti, e la macchina della guerra, la mega macchina della guerra. E vedeva giusto, perché per altre formule, per altre vie, l'autrice ci mostra come c'è un pensiero che è prima di tutto oblio del vivente. Sembra una parolina da niente, ma oblio del vivente vuol dire una cosa gravissima. Vuol dire che questo pensiero che domina l'Occidente, non a caso la terra del crepuscolo, è un pensiero che sta dalla parte della morte. E non basta contrapporre a questo una semplice rivalutazione del corpo. Ci hanno provato Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, ma bisogna vedere quale rivalutazione del corpo. E qui è il lato profondo e importante, cioè per quali ragioni il corpo è rivalutato. Prima di tutto con questa idea dell'anima, che soprattutto nella modernità è una specie di fantasma dentro la macchina, è un soggetto immateriale, dice l'autrice, che in realtà reca il dominio. Del resto lo stesso Cartesio collocava questo principio dell'anima di fronte alla res extensa, la materia, e proclamava gli uomini padroni e possessori della natura. E Paccone diceva con un latinorum semplice, scientia est potentia. La scienza ha questa fecondità, questo valore di essere potere sul mondo e quindi anche sugli altri uomini poi, perché c'è una logica implacabile in tutto questo, non ci si limita ai fenomeni naturali. E l'autrice spiega bene come i nessi
con il corpo vengono a perdersi sempre di più. Il corpo non viene più ascoltato in qualche modo, viene sempre di più soffocato, diventa sofferente, ma a tal punto lo si dimentica che questa sofferenza non viene quasi più percepita, è una sofferenza che viene soffocata. Il risultato di tutto questo è che il corpo è ridotto a cosa? O a semplice elemento che quasi importuna, o proprio a res. Il tema della reificazione attraversa questo libro, il corpo come puro e inerte strumento, e semplicemente il dolore e la morte sono sullo sfondo, ma neppure c'è il preavviso della morte, perché il dolore, ripeto, è durante la vita in un certo senso tacitato. Perché se il dolore potesse esprimersi, sarebbe una visaglia, sarebbe un impulso che una razionalità aperta potrebbe filtrare e tradurre questo bisogno di sopravvivenza che ogni uomo ha. Per fortuna c'è bisogno di sopravvivenza, perché lungo il corso della sua evoluzione l'uomo sarebbe scomparso tante volte se avesse fatto ammutolire questo impulso, questo istinto a sopravvivere. E allora qui vengono fuori dei problemi molto importanti e soprattutto il tentativo di rispondere a questo paradigma dell'uomo bianco, adulto, civilizzato, occidentale, maschio e guerriero, quello che più conta per il nostro tema, e bellicoso, iperbellicoso. La domanda è correlata: quale tipo di ragione alimenta questo pensiero? Cioè, per meglio dire, quale tipo di razionalità? E qui l'autrice spiega bene come il fondamento stia in queste coppie che si oppongono, in queste coppie conflittuali. Questo fa pensare che proprio si va al fondo, perché proprio la logica in qualche modo basata sul principio di contraddizione, di non contraddizione a fondamento. Voi sapete per esempio che l'antica cultura cinese, dal taoismo al confucianesimo, ha un diverso modo di pensare. C'è François Julien, che è un sinologo importante, ha spiegato molto bene come ci sia da un lato un pensiero disgiuntivo che domina tutto l'Occidente, e l'autrice lo spiega bene, e dall'altra parte invece un pensiero di complementarità e di polarità. Quindi invece che opposti sono poli in qualche modo diversi che entrano in tensione, ma sono anche complementari tra di loro. Questa è una delle ricadute della lettura importante di questo testo. Ora, una questione che io vorrei porre all'autrice, perché in questi casi la cosa più importante è ascoltare sorgivamente proprio ciò che l'autrice ha pensato, ha sognato magari in questa scrittura, perché c'è anche una componente di artisticità. Questo libro, come vedrete, spero che vi impegnate a leggerlo, ed è una bella avventura, scoprirete che c'è una certa gusto della parola. È una parola che non è usata a caso, ma ha sempre una sua efficacia. La domanda che vorrei muovere un po' riguarda il suo rapporto con quelle autrici con cui compie un tratto di strada. È stata nominata Simone Weil, direi con più attenzione, forse perlomeno le citazioni sono piuttosto corpose, Hannah Arendt, anche questo è interessante. Quindi è una bella compagnia, quella in cui l'autrice si pone. Però è chiaro che a un certo punto cerca di andare oltre, e quindi sarebbe bello poter capire da lei, proprio dalla sua viva voce, ecco, perché si distacca, su quali punti si distacca, quali elementi ulteriori ha intravisto, ha scoperto. Magari qualche così l'ho capito anch'io leggendo le pagine, però è ben diverso capirlo dalla voce. Voi sapete che ogni interpretazione rischia di essere sempre anche non una traduzione, ma a volte un tradimento o una forzatura di qualche linea, di qualche riga. La domanda di fondo è questa anche:
perché solo il pensiero femminile può in qualche modo stemperare questa crisi o addirittura portarci fuori da questo impasse straordinario? La risposta è chiara, è semplice e profonda insieme. Per questo legame profondo della componente femminile con la vita. Non è una cosa da fare. Per questo contatto con il proprio corpo, ecco un libro precedente che però io non ho potuto vedere, che adesso gentilmente ho avuto per la cortesia dell'autrice, si intitolava Il corpo pensa. Quindi il corpo non è un meccanismo, il corpo non è un qualcosa di morto, ma è un corpo vivente e un corpo pensante, quindi dotato proprio, diciamo, di facoltà cognitive, in qualche modo, di un orientamento, una capacità di orientamento profondo. Questo contatto con sé pone, a mio giudizio, il grande tema dell'ascolto. E non c'è tema più urgente dal punto di vista educativo, etico, del tema dell'ascolto, che non è come si pensa un ascoltare prima di tutto l'altro, ma è un ascoltare se stessi, quindi decifrare il proprio bisogno interno, il proprio desiderio. C'è un libretto di uno psicoanalista interessante, si intitola Ascoltarsi ed ascoltare. Perfetto, perché prima viene l'ascoltarsi e la capacità di decifrarsi, anche se i due momenti non possono essere tra di loro sganciati. Allora, se il pensiero dell'uomo maschio, adulto, civilizzato, occidentale, eccetera, adulto, perché anche i bambini sono stati soffocati per secoli, l'unico compito del bambino era quello di diventa adulto. Lo diceva anche Benedetto Croce, che è stato un po' il dominatore della... Diceva un giovane, diceva, cosa devo fare nella vita? Due cose, ha detto, cresci in fretta e lavora. Questo era il messaggio che molte generazioni hanno condiviso. Allora che cosa lo caratterizza questo pensiero? Da che cosa è caratterizzato? Da ciò che chiamerei l'abuso dell'astrazione, ecco lo schematismo di cui parlava l'editore, che reca piano piano alla violenza e alla guerra. Solo se io ti sottometto a una categoria astratta e non vedo in te la carne ferita, posso senza tanti problemi ammazzarti, toglierti di mezzo, farti violenza. Solo se ti contemplo dall'alto, se non ti vedo veramente, se non ti guardo. È l'esperienza di molte persone che hanno scoperto, prima di andare all'esecuzione di un atto violento, che l'altra persona aveva solo un piccolo problema, cioè che assomigliava terribilmente a colui che doveva compiere l'atto violento, gli somigliava. Allora quando avviene questo rispecchiamento il meccanismo si inceppa. Questo è un punto abbastanza interessante e invece l'intuizione del mondo della vita femminile ha queste caratteristiche sottolineate dall'autrice: l'interezza dello sguardo, la concretezza, altro che abuso dell'astrazione, la complessità, quindi la capacità di cogliere la complessità in tutte le sue sfumature, e infine la compattezza e la coesione. Quindi uno sguardo che ha questi elementi più profondi, in qualche modo. Ascoltarsi vuol dire ascoltare il proprio corpo, i propri ritmi, la propria memoria, i propri sogni, anche la propria memoria, anche i propri sogni sono importanti. Ascoltarsi per poter ascoltare. E l'uomo della guerra è un uomo che non ascolta. Allora direi, filosoficamente, il problema più profondo di tutti che questo libro pone è quello di una ragione aperta. Una ragione che non sia quella razionalità rigida che ribadisce sempre l'identità continuamente, che sussume tutta la realtà sotto di sé. Il folle non è chi ha perso la ragione, secondo l'aforisma di un comico profondo, di un umorista profondo. Il folle è colui a cui è rimasta solo la ragione, cioè però una ragione autoreferenziale, rigida, che ha solo un piccolo problema, che si è sganciata dalla realtà. Lo psichiatra Paolo Rossimonti descrive molte malattie in cui il malato, grave in questo caso, grave, fa dei ragionamenti perfetti, li inanella, ha una coerenza straordinaria, c'è un piccolo problema che devia completamente dalla realtà, il rapporto con la realtà non c'è più. Quindi il folle è colui che ha smarrito completamente che cosa? Soprattutto la coscienza dei limiti
della razionalità. Questo è il punto che l'autrice mette in evidenza. La razionalità è potenzialità straordinaria e grande limite. E il pensiero femminile, in qualche modo, proprio per questa sua aderenza funzionale maggiore alla vita, ha meno questa vertigine, questa possibilità della vertigine, di perdere tutti i limiti. Questo è un punto, secondo me, interessantissimo. È molto importante questo punto qui. Le donne sono artefici della vita della specie, quindi rimangono più aderenti a questo, mentre la mente maschile, nella tradizione, per quello che noi sappiamo, ci potrebbe essere anche un maschio del futuro, anzi mi pare che quello sia un po' l'auspicio, ma è una mente meno accogliente, su questo non c'è dubbio, e meno capace di quella disposizione rivolta al mondo che noi chiamiamo amore. I sapienti dell'Europa orientale, quando portavano i figli, i nipoti, eccetera, avevano una specie di ricetta, finché la gente li considerava un po' matti, un po' toccati, ripetevano sempre la stessa cosa: bisogna amare di più. E il pensiero femminile ha questa delicatezza e queste sfumature, è capace di questo. Ecco, anche qui certamente ci sono queste componenti un po' a priori, possono esserci anche componenti diverse, perché non solo c'è il limite, ma c'è anche in qualche modo la contraddizione dentro ciascun discorso. Però l'evoluzione razionale della mente che l'autrice auspica va in questa direzione. Dunque una razionalità vitale, funzione della vita, che la segue passo passo, cioè che segue passo passo la vita, che concresce con essa. Questa è la grande prospettiva ideale, e non solo ideale, perché già inscritta nelle viscere, della vita, userei proprio questa espressione. Tra l'altro una cosa bella di questo libro è che non perde mai contatto con la scienza, perché cose simili affiorano per esempio anche in Ortega, in alcuni filosofi, in Maria Zambrano, però il rapporto con la scienza è molto tenue, vanno dirette verso la mistica. Qui invece c'è un rapporto stretto, come è stato ricordato, anche con l'epistemologia, con i risultati della scienza, eccetera. Concludo con questo, sottolineando un punto che è latente e potenziale nel lavoro accennato e che meriterebbe uno sviluppo pari a questa bella impostazione, e cioè un appello ad una reintegrazione anche del maschile in qualche modo. Guardiamoci veramente, e guardiamoci attorno, guardiamoci dentro di noi, ascoltiamoci. Il maschio è un trionfatore vulnerato, abbiamo detto prima è trionfatore, ma siamo sicuri di questo? Si potrebbe dire così: la sua vittoria splende di trionfale sventura. Non è messo molto bene. Ecco, si potrebbero ricordare quelle barzellettine di Woody Allen, un po', insomma, la cosa è quella, ma neanche il maschio se la passa molto bene, se la sente molto bene. Allora, di fronte a questa situazione forse occorrerebbe che questa maggior generosità e questa maggiore adesione sviluppi un pensiero materno, sororale, coniugale, che dia un qualche conforto in questo momento di crisi, che aiuti il maschio a riascoltarsi, una specie di maieutica che non a caso era l'arte della levatrice, ricordate la madre di Socrate, eccetera, a riascoltarsi, a riconsiderarsi e perfino a riprogettarsi, perché la grande fregatura della guerra è chiara a tutti. Quindi il principio maschile in un'età post-eroica, questa non è più la guerra di Omero, di Achille e di Ettore, questo è quello che gli aviatori che premono un bottone e magari si divertono, ah che volto che ho fatto, eccetera, chiamano job, che vuol dire fare. È qualcosa da cui ormai sfuma qualsiasi eroicità, e quindi l'uomo non può neppure questo, invocare una propria superiorità presunta bellica. Questa guerra è un triste affare, anche perché le guerre continuano e sono sempre peggiori con i loro spettacoli truci. La guerra di Libia, che avrebbe dovuto comportare una liberazione, eccetera, è finita, poi è finita veramente, quello che non vediamo, con immagini che dire agghiaccianti è poco, con vendette continue, eccetera. Allora si potrebbe forse, ma è una domanda che gira l'autrice, concepire
fatti chiari però, una nuova alleanza sullo sfondo di una partnership nuova, empatica con la natura, perché la natura è stata lei la prima violentata, è stata lei la prima degradata e sfruttata dall'uomo. In un certo senso la donna, archetipo della natura e del rapporto con la natura, ha subito spesso lo stesso umiliante trattamento. E la riconsiderazione del principio femminile significa anche la riconsiderazione della natura. Gli antichi la sapevano lunga, dicevano: alla natura non si comanda se non ubbidendole. Cioè, che cosa intendevano dire? Che bisogna in qualche modo adeguarsi, non la si può sfruttare fino a renderla muta ed inerte e magari resistente e ribelle come oggi. Guardate un po' gli scherzi del clima, ecco, questo sfruttamento portato fino in fondo si ritorce, o così sembra, contro noi umani. La conclusione potrebbe essere questa: si possono trarre molti elementi di saggezza da questo, mi sembra, ma quello che ci insegna è che il mondo futuro, e guardate che non è una battuta soltanto, o sarà empatico o non sarà. Questo o non sarà, purtroppo, non è una battuta. Vorrei dire che l'Iliade è una storia di guerra, lo è senza prudenza e senza mezze misure, e che è stata composta per cantare un'umanità combattente e per farlo in modo così immemorabile da durare in eterno ed arrivare fino all'ultimo figlio dei figli, continuando a cantare la solenne bellezza e l'irrimediabile emozione che era stata un tempo la guerra e che sempre sarà. La fascinazione per le armi è costante e l'ammirazione per la bellezza estetica dei movimenti degli eserciti è continua. Bellissimi sono gli animali nella guerra e solenne è la natura quando è chiamata a far da cornice al massacro. Perfino i colpi e le ferite vengono cantati come opere superbe di un artigianato paradossale, atroce ma sapiente. Si direbbe che tutto, dagli uomini alla terra, trovi nell'esperienza della guerra il momento di sua più alta realizzazione estetica e morale, quasi il culmine glorioso di una parabola che solo nell'atrocità dello scontro mortale trova il proprio compimento. In questo omaggio alla bellezza della guerra, l'Iliade ci costringe a ricordare qualcosa di fastidioso ma inesorabilmente vero. Per millenni la guerra è stata, per gli uomini, la circostanza in cui l'intensità, la bellezza della vita si sprigionava in tutta la sua potenza e verità. Era quasi l'unica possibilità per cambiare il proprio destino, per trovare la verità di se stessi, per assurgere a un'alta consapevolezza etica. Ancora oggi, la malcelata fierezza maschile cui in Occidente, come nel mondo islamico, si sono accompagnate le ultime esibizioni belliche, lascia riconoscere un istinto che lo shock delle guerre novecentesche non ha evidentemente sopito. L'Iliade raccontava questo sistema di pensiero e questo modo di sentire, raccogliendolo in un segno sintetico e perfetto. La bellezza della guerra, di ogni suo singolo particolare, dice la sua centralità nell'esperienza umana, tramanda l'idea che altro non c'è nell'esperienza umana per esistere veramente. Alessandro Baricco. Ho voluto iniziare con la lettura di una postilla che Alessandro Baricco ha inserito nel suo rifacimento dell'Iliade, perché è stata questa lettura assieme alla lettura di un saggio di James Hillman dal significativo titolo Un terribile amore per la guerra, che mi hanno spinto a scrivere un saggio proprio sulla guerra. C'è un problema nelle comunità androcentriche, un problema enorme che pur essendo di un'evidenza abbagliante resta tuttavia assolutamente invisibile, assolutamente nascosto.
Questo problema è l'ignoranza, l'oblio della vita e delle sue necessità. Un'ignoranza abissale di ciò che la vita è sostanzia la predilezione per la distruttività e per la morte, che si traduce in uno stato di guerra permanente senza quartiere alla vita, di cui la guerra guerreggiata è solo l'aspetto più eclatante. Il sistema di pensiero dominante è basato sull'opposizione di dati singoli scorporati dal contesto e fra loro opposti. Questo è il motivo. Non si sente? Adesso? Dicevo che questo sistema di pensiero positivo fa in modo che il perno di tutte le relazioni umane sia in realtà l'antagonismo, per cui la guerra travalica i campi di battaglia e informa di sé ogni aspetto e ogni livello delle organizzazioni sociali in cui noi viviamo. Guerra è infatti l'oppressione, la brutale oppressione di metà dell'umanità, quella femminile, a cui la specie in realtà deve la vita e la sua evoluzione. Ma guerra è anche la politica, una politica del dominio in tutti i suoi meschini aspetti. Guerra è anche un'economia che insegue il profitto e favorisce soltanto alcuni gruppi privilegiati, affamando le masse umane. Ma guerra è anche l'inquinamento della natura, la predazione dissennata della natura, che sta rendendo il pianeta adagio adagio progressivamente inadatto ad ospitare la vita. Guerra alla vita tout court è il disprezzo per i corpi biologici. Purtroppo protagonista delle nostre comunità non è la vita come si converrebbe a comunità di viventi quali noi siamo, ma la morte. Anzi, la vita è un optional fra tutti il più insignificante. I discorsi encomiastici che abbiamo sentito sulla guerra mostrano, evidenziano questa assurda, maligna attrazione per la distruttività. Così non soltanto Baricco fa discorsi encomiastici sulla guerra, ma anche Hillman. Anzi, Hillman inizia il suo saggio con una scena tratta dal film Patton, Generale d'acciaio. Il generale Patton ispeziona il campo dopo una battaglia, terra sconvolta, carri armati distrutti dal fuoco, cadaveri. Il generale solleva tra le braccia un ufficiale morente, lo bacia e volgendo lo sguardo su quella devastazione esclama: come amo tutto questo, che Dio mi aiuti, lo amo più della mia vita. In tutta evidenza ciò che il generale Patton ama è la devastazione, è la morte. E il problema è proprio questo, perché il generale non è il solo e non è neanche uno tra i pochi. E basti pensare che tutti gli stati, non importa se ricchi o poveri, se capitalisti o sedicenti socialisti, se del nord o del sud del mondo, tutti senza eccezione spendono la maggior parte delle risorse in armamenti, nonostante che la Terra sia ormai divenuta una polveriera che può scoppiare da un momento all'altro soltanto per errore, e nonostante che l'attuale militarismo maschile sia di gran lunga l'attività più devastante, perché distrugge immediatamente le energie accumulate senza nessun soddisfacimento per i bisogni umani, per gli esseri umani.
Sentite i racconti che fa Hillman. Per alcuni gli anni trascorsi in guerra furono l'unico brano lirico della loro vita. Ricorderò sempre, sopra ogni altra cosa della mia vita, la mostruosa bellezza di quella scena. Londra, trafitta da pugnali di fuoco, scossa dalle esplosioni, le regioni buie lungo il Tamigi punteggiate da lustrini di bombe incandescenti, il tutto sotto un soffitto color rosa di granate che scoppiavano, palloni di sbarramento, lampi, il rombo maligno degli aerei, e dentro, nell'anima, l'eccitazione e l'attesa e la meraviglia che non si trattasse di un sogno, ma della realtà. Tutte queste cose insieme contribuivano a farne la scena più orribile e la più bella che abbia mai veduto. Il bombardamento di Londra del 1940 fece un'impressione analoga a Malcolm Muggeridge. Provavo una gioia e un'esaltazione terribile alla vista, al suono, al gusto, all'odore di tutta quella distruzione. Uno degli ufficiali dello Stato Maggiore del generale Patton scrisse invece alla moglie: a proposito di cose meravigliose, il culmine e forse lo spettacolo più bello, nonché più appagante che abbia mai visto, fu un bombardiere nemico che si schiantava in fiamme con i suoi occupanti contro il fianco di una montagna. Dio, che splendore! La guerra è spettacolare, uno spettacolo per tutti i sensi, ma specialmente per gli occhi. Questi brani mi fanno venire alla mente quella volta che in una mia classe feci leggere il dialogo apparso sul manifesto tra un generale e il fisico Oppenheimer subito dopo che era stata agganciata la bomba su Hiroshima. I due si scambiavano grandi complimenti per la riuscita dell'operazione e continuavano il discorso con la più grande nonchalance, parlando del più e del meno, senza un accenno seppur minimo a tutte quelle persone che avevano perso la vita senza alcuna colpa, assolutamente innocenti. Il ragazzo, uno dei miei allievi, aveva esclamato: sembra che stiano parlando dei botti di Capodanno. In questo modo cogliendo nel discorso la stessa incongruenza che noi cogliamo nei brani che Giuliana ci ha letto poco fa. Praticamente questo sguardo si fissa su un solo dato, in questo caso l'aspetto più eclatante, più superficiale della guerra, e cioè la sua spettacolarità, mettendo assolutamente in ombra gli aspetti più importanti, quelli delle sofferenze, dei lutti che invece la guerra procura, e in questo modo rovesciando completamente la realtà. Secondo me si può parlare di bellezza della guerra, anzi di sovrumana bellezza della guerra, come fa Baricco, solo a condizione di non riconoscere se stessi e gli altri come viventi, di non attribuire alcun valore alla propria vita e all'altrui, e di non riconoscerne l'incommensurabilità e l'unicità. Il fatto è che non soltanto la guerra viene posta in una dimensione estetica, ma anche in una dimensione etica. Hillman e Baricco, ma non solo loro, anzi considerano la guerra la massima realizzazione estetica ed etica. Ora, quale etica ci sia nel darsi la morte dovrebbero proprio spiegarcelo, perché secondo me uccidere una persona, privare un individuo umano del bene più grande che possiede, e cioè la vita, è l'azione più meschina e più vile in assoluto che ci sia. Mentre considerano gli uomini in genere la cura come un'attività assolutamente priva di valore sia cognitivo che etico, considerano invece la guerra come fautrice delle più nobili virtù,
come ad esempio il coraggio, l'abnegazione, la lealtà. Secondo me invece queste virtù attengono alla cura e le esse derivano, perché ci vuole tanto coraggio, tanta abnegazione, tanta leale consapevolezza nel sostenere la vita di un essere umano, perché ha un costo altissimo in termini di sofferenza, di angoscia, di lunghe e faticose fatiche, mentre ci vuole una manciata di secondi e una abissale vigliaccheria e ignoranza della vita per derubare della vita appunto un essere umano e azzerare in questo modo annosi sacrifici. Hillman deve in qualche modo essersi reso conto di queste contraddizioni e di altre che ci sono nella sua opera, perché finisce il saggio profetizzando l'eterno ritorno della guerra. La guerra, dice, ci sarà sempre, gli uomini moriranno sempre. Non c'è male per un saggio che era iniziato proprio per comprendere la guerra e impedire in questo modo che la guerra continui e permettere quindi alla specie umana di continuare il suo cammino sulla terra. D'altronde non poteva che finire in questo modo, perché Hillman, nonostante la guerra sia, al di là di ogni ragionevole dubbio, un parto della mente maschile, lo attribuisce invece agli archetipi, gli dei della guerra per intenderci, di cui gli uomini sarebbero dei semplici burattini. Però si rende conto che qualcosa non funziona nel suo discorso, perché ammette che in realtà, nonostante molti si siano applicati a cercare di capire la guerra, di comprenderla, in realtà non abbiamo ancora oggi una spiegazione scientifica della guerra, perché continuiamo a spiegare la guerra attraverso le sue cause, le cause contingenti, che quindi non spiegano nulla. Hillman si rende conto che l'inghippo deve trovarsi nelle categorie che si occupano della guerra, nelle categorie mentali, che dice non sono sufficientemente capienti. Sentite cosa dice. Pagina. Sì. No, è quello che dice sul pagina 66-67. Scusatemi. Forse l'incapacità di comprendere è dovuta al fatto che la nostra immaginazione è menomata e le nostre modalità di comprensione hanno bisogno di uno slittamento di paradigma. Se quell'ingombrante oggetto che è la guerra non cede al nostro attrezzo, allora dobbiamo scartare quell'attrezzo e cercarne un altro. Può darsi che la frustrazione dei nostri sforzi non dipenda semplicemente dalla pertinacia della guerra, dal fatto che essa sia essenzialmente non comprensibile, non immaginabile. È forse colpa della guerra se non ne abbiamo colto il significato. Dobbiamo indagare la difettosità dell'attrezzo. Come mai il nostro metodo di comprensione non comprende la guerra? Risposta: i problemi non possono essere risolti al medesimo livello di pensiero che li ha creati. L'ha detto Einstein. Come vedete, lo stesso Hillman suggerisce di cambiare l'attrezzo, cioè sostituire a questo sistema di pensiero un altro sistema di pensiero con altre categorie più capienti, capaci di comprendere la guerra e quindi di impedire che ritorni, di impedire l'eterno ritorno della guerra. La teoria che ho elaborato, che ho descritto in un primo saggio pubblicato nel 2002, Il corpo pensa, che ho ripreso nel primo capitolo di questo, è riuscita a fare questo miracolo, a capire il perché della guerra. E ha potuto fare questo perché ha messo al centro
il soggetto umano come organismo vivente e senziente, cioè come un organismo concreto e unitario. L'organismo vivente è un sistema che si autogoverna e si autoregola. Questo vuol dire che è necessariamente, prima di tutto e soprattutto, un sistema cognitivo. In questa teoria, per questa teoria, la mente è un processo del corpo vivente, capace di trasformare l'esperienza in pensiero, in conoscenza in pensiero, esattamente come trasforma la materia in energia. Il problema del sistema di pensiero dominante è che non coglie l'organismo vivente come produttore di pensiero. In questo sistema la ragione è una cosa e il corpo è un'altra cosa, che si oppone alla ragione, impedendole di realizzare gli alti ideali, i nobili ideali che questa ragione avrebbe creato, ideato, non si sa bene come né per quale via. Il pensiero filosofico registra questa defiance perché dimentica completamente l'organismo. Cioè l'organismo non esiste nella nostra filosofia. Hans Jonas nel suo libro Organismo e libertà arriva alle mie stesse conclusioni quando dice che essendo la matematica l'ideale della conoscenza, vera conoscenza si ha solo dell'essere esteriore, non di quello interiore. Per cui in questo sistema colui che conosce è l'inconoscibile per eccellenza. E quando, accostando movimenti di pensiero tra loro opposti, come ad esempio l'idealismo e il materialismo, dice che sono molto vicini, contrariamente a quanto si crede, perché entrambi pongono il corpo come fenomeno dell'esteso, per cui il corpo vivente diventa un oggetto fra gli oggetti, quindi solo oggetto di conoscenza, non fonte di conoscenza come invece il corpo è. Il motivo di questa bizzarra dimenticanza del corpo vivente sta nell'approccio cognitivo maschile, che naturalmente dipende dall'esperienza del corpo, poiché abbiamo detto che la mente è un processo del corpo. Il modo di intenzionare il mondo da parte degli uomini è questo: non assumere la realtà nel suo complesso, ma, come dicevo prima, fissare singoli dati. Ogni dato viene scorporato dal contesto, quindi viene assolutizzato, identizzato. Richiama alla mente il suo opposto bianco-nero, anche il dato opposto viene assolutizzato, identizzato, cioè riceve lo stesso trattamento, per cui i due dati così polarizzati, cioè il conflitto diventa radicale, i due dati così opposti tra di loro si fronteggiano uno scontro che come soluzione può avere soltanto l'eliminazione di uno dei due dati, non ci sono altre possibilità. La possibilità sarebbe soltanto quella di vedere tra i due poli tutte le variabili che ci sono, per cui si potrebbero trovare soluzioni diverse che non siano quelle dell'elisione, dell'eliminazione di uno dei due dati. Questa visione ampia della realtà è la visione della mente femminile. Questo è il motivo per cui non sono mai esistite, non esistono società in cui la violenza letale delle donne può accostarsi neanche alla lontana alla violenza letale maschile. Le donne, grazie alla loro esperienza, stanno nel mondo con tutto il loro corpo e percepiscono la realtà e la conoscono attraverso tutti i sensi. Per cui lo sguardo femminile è uno sguardo circolare.
Questa parte della mia teoria è stata confermata da un sociologo, Mino Vianello, il cui pensiero ho riportato in questo saggio, il quale chiama spazio ovulare appunto lo spazio femminile, cioè questo stare nel mondo e vederlo nel suo complesso. Gli uomini invece, come dicevo prima, non utilizzano tutti i sensi per percepire la realtà, ma soltanto la vista, privilegiano la vista, per cui si pongono nel mondo come alla finestra, semplicemente guardando all'esterno, e riducono la realtà, appiattiscono la realtà su uno schermo affollato di cose, di oggetti che loro possono manipolare a piacimento. La teoria del corpo pensante riesce anche a dare una spiegazione alla attrazione, alla fatale attrazione per la distruttività che Freud ha addirittura classificato come istinto. Secondo me è proprio questo approccio analitico al reale che permette questa singolare attrazione. Approccio analitico significa che se ho un oggetto davanti, per conoscerlo lo decostruisco, lo faccio a pezzi, poi i pezzi le faccio ancora a pezzi e così via. Allora la consuetudine alla decostruzione produce anche il piacere di decostruire, perché piace ciò che si conosce, ciò che si sa fare. Naturalmente, siccome la realtà è complessa, non è soltanto questo, ci sono anche altri motivi che entrano in questo singolare atteggiamento. Ad esempio, il meccanismo di base della psiche maschile è un meccanismo proiettivo. Dicevo che gli uomini stanno alla finestra, no? E guardano fuori, non dentro. Questo vuol dire che viene proiettato sempre all'esterno, sull'altro, ogni errore, ogni cosa che si sente negativo per sé. Abbiamo visto all'opera questo atteggiamento quando dicevo che Hillman ha attribuito agli dei della guerra, agli archetipi, quindi fuori di sé, ad enti esterne, scusate, la colpa della guerra. Questo fa in modo che, attribuendo agli altri le proprie colpe, fra virgolette, i propri errori, e l'altro diventa nemico, e uccidere il nemico si può allegramente, si può facilmente, anzi sentendosi ugualmente generosi. C'è un brano che io ho riportato del testo di Hillman, dove lui dice che c'è un amore nella guerra, un grande amore lui trova nella guerra, ed è l'amore per i propri compagni. Per questo motivo, anche se si uccidono gli altri, si producono interi massacri, ci si sente ugualmente generosi e responsabili nell'essenza, no? E come vedete, insomma, l'irrazionalità del discorso non ha bisogno di tante spiegazioni, perché riconoscere l'altro soltanto in quattro compagni, i propri commilitoni, e non riconoscere l'altro in tutti gli altri abitanti della terra, dimostra una mente e uno sguardo sul mondo estremamente parziale. Un altro motivo, secondo me, è anche il bisogno di avere un potere di vita e di morte sugli altri, come quello che le donne hanno. La millenaria separazione tra affettività e ragione ha finora reso difficile di capire il nesso che ci può essere tra questo piacere di distruggere e di uccidere e qualche aspetto cognitivo.
la natura, la corporeità e l'affettività, considerate dagli uomini opposte alla ragione, sono in realtà ciò che la rende possibile. Noi pensiamo proprio, non malgrado siamo viventi e senzienti. Un sasso di sicuro non pensa. Quello che bisogna discriminare è invece il tipo di emozione che entra in gioco. Quando le emozioni sono rimaste allo stadio primitivo, non si sono evolute, allora ostacolano la ragione. Ma in questo caso non possiamo neanche parlare di ragione, di vera razionalità, perché una vera razionalità si sviluppa, si struttura proprio attraverso l'evoluzione delle emozioni. E una vera razionalità, una razionalità di questo tipo non può non essere funzionale alla vita. La razionalità matematica, che gli uomini considerano la quintessenza della razionalità umana, in realtà è una forma settoriale di intelligenza che può essere razionale se è funzionale alla vita. No, se la utilizziamo invece, ad esempio, per costruire armi e distruggere, allora non è razionale. Comunque una razionalità di questo tipo viene fuori dall'esperienza del corpo. Però un corpo integro, un corpo unitario in sé e concreto non esiste nella filosofia. Il soggetto della filosofia è invece un essere immateriale, anima, ragione, spirito, che dir si voglia, trasportato, tradotto in politica. Questo concetto ha delle incongruenze enormi ed è proprio a causa sua che è impossibile proprio realizzare comunità civili, razionali e giuste. Proviamo ad esaminare brevemente assieme questo concetto. Uomo neutro universale è il soggetto, no, della politica. Essendo universale, quest'uomo dovrebbe contenere tutte e tutti. Essendo neutro, però, contiene unicamente alcuni aspetti, quelli che unificano sia uomini che donne, e espunge tutti gli altri aspetti. Questo concetto però non è soltanto parziale, è anche piuttosto contraddittorio, perché ad essere neutralizzato è in realtà solo il genere femminile. Se noi però andiamo più in profondità, vediamo che non contiene neanche tutti gli uomini, cioè tutto il genere maschile, perché il soggetto è l'uomo bianco, adulto e proprietario e benestante, per cui tutti gli uomini che non hanno queste caratteristiche sono fuori. Ma se andiamo ancora più in profondità, neanche l'ideatore di questo pastrocchio ci sta dentro sempre, perché l'uomo bianco non sempre è stato adulto, è stato bambino, è stato adolescente, è stato giovane, sarà vecchio, forse non è stato sempre benestante, e se i colpi della fortuna gli saranno avversi, forse non lo sarà sempre, non conserverà sempre questo status. Per cui, come vedete, questo soggetto è un soggetto che fa da tutte le parti. La mia domanda è quando mai potremo sperare, pretendere di essere riconosciuti e rispettati? Quando mai potremo pensare di vedere realizzate, soddisfatte le nostre esigenze se non esistiamo nella mente di chi governa? Finché siamo fantasmi è impossibile pretendere
di vedere rispettati i diritti. È inutile che Amartya Sen, ma anche Martha Nussbaum aggiungono diritti a diritti, cambiando il nome, chiamando le capacità, perché i fantasmi non hanno diritti da far rispettare. Allora, a questo punto credo sia evidente che bisogna assolutamente cambiare il sistema di pensiero e far irrompere nel mondo del pensiero gli organismi concreti, unitari, cioè noi. Questo miracolo possono farlo solo le donne, perché le donne sanno bene cos'è un organismo, visto che lo costruiscono, e poiché se ne prendono cura, sanno anche che cosa gli serve per vivere. Il problema però è che alle donne da millenni oramai è stato interdetto il pensiero autonomo, per cui hanno dovuto interiorizzare loro malgrado il sistema di pensiero dominante con i suoi meccanismi e hanno finito per costruirsi quella che io chiamo protesi, cioè una sorta di ridimensionamento dell'apertura della loro mente che le costringe ad inseguire i dati singoli come gli uomini e che le costringe in infinite dicotomie dalle quali non riescono ad uscire. E difatti, nonostante le critiche che le donne, le femministe, ma anche gli uomini continuano a fare a numerosi aspetti del sistema di pensiero maschile, e nonostante questo sistema di pensiero è oramai universalmente considerato inadeguato, tuttavia anche le donne considerano ancora considerare la razionalità maschile come la razionalità della specie, e in questo modo neanche loro riescono ad uscire e ad indicare una strada. Secondo me l'unica possibilità è quella che le donne riescono a riconquistare la fiducia in se stesse che ormai da millenni hanno perduto. Soltanto in questo modo possono riappropriarsi del loro punto di vista sul mondo e possono affermarlo come si dice, dimostrando a tutti e a tutte che l'unico valore da custodire è la vita, nessun altro. Perché le donne però riescano, occorre che gli uomini facciano un passo indietro e che riconoscono la verità più vera che ci sia, e cioè di essere i figli delle donne. Purtroppo la cosa che gli uomini aborrono più di tutti è proprio farsi guidare dalle donne, perché considerano, cioè vivono questo come un sintomo di inferiorità. Secondo me questo non è vero, perché in natura non esiste l'inferiore e il superiore. Nella natura ogni organismo, ogni specie ha il suo posto e le specie tutte assieme riescono a mantenere la vita sulla terra. E neanche è vero che se gli uomini accettano la guida delle donne si condannano alla minorità. Secondo me è proprio il contrario, perché alla minorità si sono condannati proprio per aver impedito lo sviluppo, l'evoluzione della creatività della mente femminile, la quale è l'unica che intende e parla il linguaggio della vita. E in questo modo hanno tirato indietro le donne, trascinato indietro le donne e impedito a se stesse di sviluppare quella mente aperta, capace appunto di riconoscere
di sopportare la complessità del reale e il suo continuo divenire. Il professor Goisis mi chiedeva se c'è una qualche possibilità, no, in questo discorso che io faccio di una sorta di partnership e come si dice, di crescita per gli uomini. Secondo me è insito nel mio discorso questo, perché l'organismo vivente, io dico che l'organismo vivente è il soggetto della conoscenza. Ora l'organismo è esattamente il contrario di quello che gli uomini credono sia. E gli uomini credono che la biologia porti con sé una sorta di determinismo che renda impossibile l'evoluzione. Freud diceva la biologia è il destino. In realtà il corpo biologico è in continuo divenire e non potrebbe essere che così, perché le specie viventi, se non si fossero evolute, se non avessero questa capacità, questa flessibilità di adattarsi, di modificare se stesse l'ambiente, non avrebbero potuto sopravvivere. Nella natura ogni organello, ogni cellula, ogni organismo sono in continua trasformazione, in continua evoluzione, e così noi dobbiamo, per poter sopravvivere, inserirci in questo flusso continuo. Gli uomini possono farlo per forza, perché sono organismi viventi. Bisogna però, come dicevo prima, che il loro sistema di pensiero, che è rigido, che ingabbia la realtà entro schemi che appunto rendono impossibile alla vita di evolversi e di divenire, che questo sistema di pensiero si ritragga e che lasci spazio, permetta alla vita di fluire, e quindi anche a noi umani. Quindi secondo me la prima cosa che gli uomini, la prima guerra che gli uomini devono dismettere è la guerra alle donne. Ivy Ensler nei suoi monologhi della vagina lo dice molto chiaramente. Per la sopravvivenza della razza umana le donne devono essere al sicuro, dotate di potere. È un'idea ovvia, ma come una vagina ha bisogno di grande attenzione e amore per essere rivelata. Lentamente compresi come nulla fosse più importante del porre fine alla violenza nei confronti delle donne, che in verità la dissacrazione delle donne rivelava il fallimento degli esseri umani nell'onorare e proteggere la vita. E questo fallimento, se non l'avessimo rettificato, avrebbe significato la fine di tutti noi. Non penso di essere estremista. Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta. Si forza quanto è nato per essere aperto, fiducioso, caloroso, creativo e vivo a essere piegato, sterile e domato. Ringrazio l'Anna che mi ha permesso, ringrazio il professor Goisis un accademico così aperto, sinceramente fino ad oggi non l'avevo conosciuto.